ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In vista delle festività natalizie aumentano i voli della compagnia Ita Airways per la Sicilia. È intervenuto in merito il presidente della regione siciliana Renato Schifani. La decisione della compagnia di aumentare i voli verso la Sicilia è un'iniziativa di cui prendiamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste evidentemente fondate e legittime che abbiamo sollevato nelle scorse settimane. I siciliani che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare un biglietto continuano a essere cittadini di serie B, ha concluso il governatore. E rimaniamo in tema viaggi, un pernottamento gratis per i passeggeri dei voli in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che soggiorneranno nelle strutture alberghiere della città per almeno 3 notti. Ritorna Fly to Palermo, questa volta in versione invernale, l'iniziativa per promuovere il turismo nel territorio palermitano dal 10 gennaio al 21 marzo 2023, messa in campo da Federalberghi Palermo in collaborazione con il Comune del capoluogo siciliano, Assessorato Turismo e GESAP, la società di gestione dell'aeroporto internazionale di Falcone Borsellino di Palermo. Si allontana dal lavoro e rimane coinvolto in un incidente stradale. Il protagonista della vicenda è un dipendente comunale di 45 anni, originario di Noto. Lo scorso 1° settembre, dopo aver timbrato il cartellino, l'uomo si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro, ma poco dopo avrebbe avuto un incidente con cui a distanza di poco sarebbe stato scoperto il suo imbroglio. L'impiegato, a seguito dell'impatto, sarebbe stato sottoposto alle cure del caso e, come se non bastasse, avrebbe anche subito il sequestro della patente risultata scaduta. L'uomo è stato anche denunciato per truffa aggravata. Infortuni sul lavoro. Da gennaio a novembre del 2022 sono 64 le inchieste di infortuni gravi e gravissimi sul lavoro condotte dall'ASP di Catania, di cui ben 15 inerenti infortuni con esito mortale, per i quali sono in corso o sono state effettuate le relative indagini. In provincia di Catania da gennaio a ottobre sono 6.531 le denunce di infortunio presentate, il 39,58% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, di cui 18 con esito mortale. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.